l'iniziativa di Natale è un torneo di burraco Merry Christmas, ecco, un evento che raccoglie sempre tanti partecipanti. Sì, intanto buonasera a tutti. Per la prima volta ci cimentiamo a questo evento, è un evento natalizio che in collaborazione con diverse associazioni di burraco, l'associazione di Favara, l'associazione del Villaggio Mosè, noi di Porta Empedocle e l'associazione di Concordia di Angelo 5. Diciamo che è un'iniziativa natalizia più che altro, infatti ci sono premi, ci sono trofei e poi il gioco che è solo il fine per stare assieme e per concorrere tutti insieme. Poi se ci sarà una cena qui all'Hotel De Pine e poi ci saranno canti, ci saranno sorprese, ci sarà un bel po' di cose dove Angelo 5 si cimenterà anche, sarà Babbo Natale. Per questa sera il Babbo Natale lo farà lui. Il torneo di burraco raccoglie sempre tanti partecipanti, quindi è diciamo un gioco di società. Sì, stasera siamo 15 tavoli, diciamo che la sala lo può contenere benissimo e ripeto, verranno dai paesi limitrofi, oltre che da Porta Empedocle. Avete in mente altre iniziative? Ricordiamo quella di quest'estate, sì, per la festa di San Calogero. Ora sì, avremo anche altre iniziative, prima che finisce l'anno vorremmo fare un burraco di beneficenza. Infatti stiamo proprio discutendo con l'arciprete dove farlo e quando farlo, prima di Natale sicuramente. Angelo 5 partecipa a questa iniziativa del burraco natalizio anche con l'associazione Concordia, infatti darete anche dei premi in questo senso. Sì, l'amico Peppe Todaro mi ha coinvolto, come ha coinvolto anche l'amico Maurizio Alletto, l'amico Mauro Parrino, a organizzare un torneo di burraco per farci gli auguri, senza nessuna pretesa, E allora abbiamo deciso di passare una serata insieme qua ad augurarci il Natale. Ecco, passare un paio d'ore, 2-3 ore serenamente, divertendoci, ascoltando la musica di Nenè, Shortino e Calò Fiannaca, che ci porteranno in quelle che sono le atmosfere natalizie, per cui trascorreremo sicuramente una bella serata in armonia, allegria e principalmente, io dico sempre, anche se mi ripeterò, in concordia, cioè senza nessuna cosa che possa turbare la serenità di un momento simile. Natale è questo, è pace, gioia, amore, perdono, c'è tutto nel Natale, per cui affrontiamolo serenamente e divertiamoci stasera. Tra l'altro ti vediamo vestito di Babbo Natale. Ma era il minimo. L'altro giorno, sabato, siamo stati a fare proprio uno spettacolo, La magia del Natale, insieme per la pace, a Canicattì, e devo dire che mi è piaciuto indossare i panni di Babbo Natale, anche perché anche stasera leggerò qualche cosa che ci faccia riflettere su quelli che sono i veri valori del Natale, perché il Natale non è solo un regalo ben incartato qua sotto altro, ma è quello che il Natale dovrebbe fare per tutti noi. E chissà che quest'anno non ci possa essere una magia, io lo chiamo più un miracolo, di poter dire tutti finalmente c'è la pace nel mondo. Auguriamocelo, è la cosa che ci auguriamo più di tutto. Anche Nenè Shortino partecipa a questa burraco torneo dedicato a Natale in Concordia? Certo, sicuramente questa sera è una serata particolare con tantissimi giocatori e giocatrici, del famoso burraco. Vogliamo concludere questa serata con l'atmosfera natalizia che in questo periodo è proprio quella idonea. Quindi tu proporrai delle musiche, no? Delle musiche natalizie e oltre.